Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esploreama, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento. E oggi andiamo a trovare il primo cittadino della città di Palmanova, quindi do il benvenuto a Francesco Martinez. Buongiorno signor Sindaco e benvenuto qui tra noi. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi, grazie dell'attenzione. Ecco, io partirei subito con la prima domanda che è relativa proprio a quanto è importante per la città di Palmanova essere patrimonio dell'UNESCO, un traguardo veramente importante, e quindi vorremmo anche sapere quali sono proprio gli svolti sotto tutti gli aspetti. Ma io sono sindaco dal 2011 e sono partito subito con quest'idea perché esisteva già un percorso fatto dalle città fortificate create dalla Serenissima, perché Palmanova viveva come un'ingiustizia il fatto di non essere città UNESCO, perché è una città perfetta, unica al mondo, ancora in condizioni direi buone, non dico ottime, buone, quindi è conservata abbastanza bene, quindi dico viveva come un'ingiustizia perché aveva ed ha tutti gli elementi per essere città patrimonio UNESCO, città che va conservata e che va valorizzata. Siamo partiti con quel percorso. Nel 2017 siamo riusciti a ottenere questo grandissimo riconoscimento a Cracovia e facciamo parte di un sito internazionale che comprende Bergamo, Peschiera, Palmanova, ma anche Sebenico, Zara e Cattaro, che sono le città fortificate che la Serenissima costruiva per difendere i propri commerci. Questo dico è stato un passaggio importante perché rientra in quello che è il grande progetto che io mi sono proposto di portare avanti da quando sono sindaco, che è quello di dare a Palmanova un futuro nel turismo e nei servizi pubblici e privati. Palmanova viveva di economia militare e il mondo militare, dopo la caduta del muro di Berlino, si è liquefatto. Palmanova aveva 6.000 militari e 5.000 abitanti. Oggi ha 5.100 abitanti e 600 militari. Quindi immaginate voi quanto l'economia doveva cambiare, e quindi il riconoscimento UNESCO sta in questo grande progetto, che è quello di dare un futuro al suo turismo, un turismo culturale legato alla storia, all'architettura della Palmanova e al territorio. Ecco, per quanto riguarda la tutela e gestione del patrimonio architettonico, presumo che sia un impegno gravoso, importante. Come lo gestite? Allora, Palmanova c'ha un parco dei bastioni che è 1,5 milioni di metri quadrati, c'ha 3 cinte murarie, una di 4 km, una di 5 km, di 6 km, le prime 2 sono venete, la terza è napoleonica, quindi voi immaginate quanto patrimonio c'è qua e quanto Palmanova con i suoi abitanti e con le sue risorse è sproporzionato rispetto alle esigenze che ci sono. Noi già prima di diventare UNESCO avevamo fatto un protocollo d'intesa con allora ministro Franceschini e la Serracchiani, e su quel programma dove si riconosceva Palmanova dei fondi noi abbiamo ottenuto 8 milioni di euro, 2 milioni ce l'ha messi la regione. Da allora la regione non abbiamo potuto niente, abbiamo recentemente richiesto, ma un emendamento fatto è stato bocciato, e stiamo gestendo queste risorse perché l'UNESCO ci riconosce e ci chiede di conservare, ma di anche valorizzare. Cioè tutti gli interventi che stiamo facendo e che si stanno pian piano mettendo in cantiere tendono a conservare, ma anche a creare dei percorsi turistici che permettano all'esterno di fare economia. Questo è un po' il senso di questo nostro progetto, che sta andando avanti, ma questi 10 milioni di euro non bastano, ne servono 3, 4, 5 volte tanto per sistemare tutta la cinta muraria, che dico è molto ampia, e più noi abbiamo 7 caserme, cioè un terzo di Palmanova sono caserme, di queste sono tutte dismesse salvo una, quindi immaginate voi quante necessità di risorse ci sono, ma dico io siamo sulla buona strada. Se ci ascoltano a Roma e in regione, pian piano ce la faremo, ci vogliono un po' di anni. Questa è sicuramente una notizia positiva, no? Anche l'impegno che ci mettete. Una cosa importante, prima ha toccato il discorso del turismo, no? Perché Palmanova vive tantissimo anche di turismo. Dobbiamo parlare di questo periodo così brutto che stiamo affrontando, così difficile. Quali difficoltà incontrate in un momento come questo che stiamo vivendo? Noi abbiamo avuto la sfortuna di diventare UNESCO per partire con un bel percorso di crescita in percentuali importanti che vanno dal 20-30% di crescita annuale. All'UNESCO si unisce, lo devo dire con tutta sincerità,
l'essere attraversato dalla pista ciclabile Alpe che va a grado. Quindi noi, guardate che a Palmanova arrivavano ogni anno tra i 40 e i 50.000 ciclisti, no? E questo è un flusso che si è interrotto con l'arrivo dell'emergenza sanitaria a marzo di quest'anno. Noi chiaramente abbiamo rispettato tutti quelli che sono i vincoli che ci vengono dati, abbiamo dovuto chiudere il percorso delle gallerie, poi le abbiamo riaperte. Abbiamo un ufficio turistico che è gestito da Promotour, ben gestito, e quindi ci stiamo preparando, dico io, a poter ripartire il prossimo anno. Stranamente in questo periodo 2 alberghi che erano chiusi sono stati riaperti, li hanno risistemati, stanno riaperti, quindi vuol dire che la città, un altro albergo l'hanno raddoppiato, stanno nascendo molti affittacamere, bed and breakfast, quindi vuol dire che la città si sta preparando alla riapertura, alla ripartenza del turismo, perché vuol dire che la città crede in un'economia che è legata anche al turismo culturale. Ecco, a livello di eventi, ovviamente parliamo del prossimo anno, parliamo del futuro, sappiamo che comunque Palmanova pullula di iniziative. Cosa state organizzando? Su cosa vi focalizzerete principalmente? Noi, nonostante il lockdown, nonostante la pandemia, l'emergenza sanitaria, quest'anno abbiamo fatto 8 concerti in piazza, abbiamo fatto un'estate con circa 80 iniziative, fra cui ci sono anche concerti fatti in piazza, con i limiti delle 1000 persone, distanti e tutto, però anche quest'anno abbiamo dato un segnale di vitalità, un segnale di... A Natale chiaramente abbiamo rifatto più o meno le cose che facciamo ogni anno, quindi con le luci, con delle immagini trasmesse in piazza, abbiamo cercato di animare un pochino, però chiaramente con i limiti che ci sono e con i vincoli e le chiusure che immaginavamo, ma che adesso ci sono. Io penso che noi ci dovremmo preparare, adesso bisogna pensare al futuro, perché ormai il passato, il momento attuale è difficile, lo dobbiamo vivere con un segnale di speranza, con un ottimismo, quindi stiamo preparando al futuro, a far ripartire Palmanova con tante iniziative culturali, soprattutto musicali, teatrali, e dall'altra parte a metterci vicino l'utilizzo anche di strutture turistiche come il Museo Civico che completeremo il prossimo anno, per ridare ai turisti un contenitore. Abbiamo rifatto tutta la segnaletica turistica spendendo 80.000 euro con fondi regionali. Questo per dire cosa? Che quando il turista arriva qua lo dobbiamo coccolare, dobbiamo dargli tutti gli strumenti affinché visitino la città e trovino poi un contesto dove si sta bene e poi parlano bene di me. Guardate che ci sono i manuali di marketing che dicono che se un turista si trova bene, nell'arco di 3 anni porta altri 7 turisti, se ne parla male ne fa perdere 14. Noi ci stiamo attrezzando affinché ne parli bene, insomma. E questo è sicuramente molto importante. Come pure volevo sapere quanto è importante per Palmanova fare rete a livello regionale. Io, come ho detto prima, noi siamo su una rete internazionale di 6 città UNESCO e Palmanova ha la presidenza del board internazionale per questi 3 anni. Dall'altra parte noi siamo sempre propensi, io sono uno dei fautori di stare insieme, di far sistema con le altre città UNESCO, a cui lei ha Cividale soprattutto. Voi immaginate che quest'area qua, nell'arco di 50 km, noi andiamo da Cividale al Collio a Grado, passando per 3 città UNESCO. È una ricchezza immensa sulla quale io mi auguro la Regione ci creda in maniera forte, ci metta delle risorse, ma soprattutto ci metta una grande capacità di fare marketing territoriale, perché in questo territorio qua c'è di tutto, lo possiamo sfruttare e possiamo far crescere un'economia legata al territorio, ai prodotti del territorio e ai valori storici e culturali che ci sono, e poi un'economia sana rispetto a creare aziende che poi inquinano, eccetera. Quindi io penso questo, noi abbiamo fatto bene, la Maratona UNESCO la conoscete, ma comunque tante altre iniziative abbiamo fatto con Cividale e con Grado. Io sono uno dei promotori dei cartelli turistici in autostrada, io sono promotore, poi loro sono aggregati, eccetera. Quindi noi crediamo molto nel far sistema. È chiaro che anche da parte della Regione, dico io, ci deve essere un atteggiamento equo nei confronti di tutte le città UNESCO, che sia Aquileia, che sia Palmanova, che sia Cividale, e poi rimangono le Dolomiti, rimangono i palafitticoli, sui quali esiste una legge regionale fatta dalla Gibelli che dà risorse su base triennale alle città UNESCO come Palmanova, Cividale
e il Palafitticolo, perché le Dolomiti e Aquileia hanno una fondazione che ci sta dando le risorse programmate, e quindi su quelle risorse lì noi stiamo mantenendo puliti i bastioni, abbiamo fatto tutta la segnalazione turistica e facciamo altre iniziative culturali insieme anche alle altre città per poter, dico io, far sistema. Far sistema, guardate, oggi da soli non si va da nessuna parte. Oggi si cresce se si fa sistema, se si parla bene delle altre città e se le altre città parlano bene di noi. Quindi questo è tutto un modo per poter far marketing, far crescere le città UNESCO, ma anche il turismo in questa regione, che non è solo turismo balneare, è turismo culturale. E questo sicuramente è molto importante, perché il fatto di fare marketing, di comunicare, di fare diffusione, sicuramente è una spinta non indifferente anche per tutte le attività che state facendo e che state portando avanti, che abbiamo ascoltato, sono diverse, sono tante. Noi ringraziamo tantissimo il primo cittadino di Palmanova, il sindaco Francesco Martinez, per essere stato qui ospite con noi. Grazie signor sindaco. Io volevo approfittare per fare gli auguri a voi, ringraziare per l'attenzione e fare gli auguri sicuramente ai cittadini di Palmanova, ma soprattutto fare gli auguri e ringraziare tutte quelle persone che operano nel mondo della sanità, degli ospedali, delle case di riposo, dove sicuramente si stanno impegnando con tanta attenzione, grande impegno, grande, direi, abnegazione, dando una mano ad una situazione difficilissima che stiamo tutti vivendo. Quindi un grazie a loro e un augurio di buon Natale, di buone feste alle loro famiglie, ricordando tutte coloro che ci hanno lasciato e quelle famiglie che purtroppo faranno Natale senza i loro cari. Tanti auguri a tutti. Grazie signor sindaco, noi ci uniamo ai suoi bellissimi auguri. E tanti auguri anche da parte nostra per la sua attività al comune di Palmanova. E per quanto riguarda l'appuntamento consueto che abbiamo con l'approfondimento, alla prossima puntata un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori dalla web tv Esplora e Ama, dal Record Space di Città Fiera. Buona giornata e buon proseguimento a tutti. Grazie, buona giornata a tutti.